Covid e scuola. Tra le conseguenze del periodo pandemico, quelle relative alla dispersione scolastica. Stando ai dati regionali del 2021, Vicenza risulta la più virtuosa tra le province del Veneto. La dispersione a Vicenza si attesta allo 0,76% ed è inferiore rispetto alle altre province ed è inferiore anche alla media regionale che si attesta all'1,02%. Covid e conseguenti restrizioni, isolamento che ha comportato inevitabili difficoltà di socializzazione per i ragazzi. Per questo dallo scorso anno 103 scuole del Vicentino su 113 hanno deciso di aderire e di attivare uno sportello di ascolto psicologico. Abbiamo avuto meno dispersione scolastica di studenti rispetto alla percentuale regionale. I dirigenti e gli insegnanti si sono attivati anche quest'anno con tutte le risorse e le strategie possibili. Su 113 istituzioni scolastiche l'anno scorso e quest'anno hanno potenziato anche con il servizio del pedagogista, hanno attivato lo sportello psicologico. Sportello che è stato aperto non solamente agli studenti ma anche alle famiglie, al personale docente e al personale ATA.